Euroregione News. Mulini del futuro, sistemi del passato. Tantissima gente per l'inaugurazione del nuovo impianto per la macinazione del grano con il consigliere regionale Massimo Morettuzzo, già sindaco di Merito di Tomba, oltre all'amministratore delegato della Friul Bios Gabriele Tavano. C'era anche l'assessore di Codroipo Graziano Ganzit. Anche questa azienda fa parte del progetto Terre del Friuli Venezia Giulia che, come spiega Sandra Furlan, vuole essere l'espressione dell'impegno e della garanzia che offrono le singole imprese partecipanti per la valorizzazione e la tutela del territorio e di quanto esprime. Sono tutte aziende che nel loro piccolo comunque trasformano il prodotto, alcune sono biologiche, altre invece svolgono attività di produzione convenzionale, il che significa che comunque rispettano, ovviamente utilizzando i presidi con buon senso, l'ambiente in cui esse sono collocate. Hanno tutte una storia, hanno tutte delle tradizioni, dei valori in cui credono. In loro c'è passione, moltissime sono aziende al femminile, moltissime sono aziende giovani, e quindi auguriamo loro che questi progetti quanto prima vengano ovviamente conosciuti sul territorio regionale e poi invitiamo tantissime aziende a contattarci perché le nostre porte sono aperte. Caratteristica principale è l'attenzione che abbiamo dato alla molitura. Noi abbiamo un mulino di ultima generazione, però mantenendo i fondamenti e le caratteristiche importanti del controllo della temperatura. I nostri mulini sono a pietra, in pietra naturale, in granito, con l'applicazione dell'ultima tecnologia per quanto riguarda le motorizzazioni, gli inverter, il risparmio energetico, perché comunque l'attenzione all'ambiente per noi è fondamentale. Le nostre farine hanno un valore di glutine 1/3 del convenzionale. Questo valore di glutine ci permette comunque un'alta digeribilità e anche a chi è intollerante un utilizzo. Beh, come assessore del Medio Friuli ho idea che Codroipo debba essere la capitale di questo grande progetto, perché in fondo è la capitale dell'agricoltura. Di questi giorni qua abbiamo San Simone, è un San Simone che personalmente credo che debba dare un punto di svolta, creando appunto questo che io ritengo un expo delle nostre eccellenze che stanno nascendo. Dunque spingere questo modello agricolo e far ritornare San Simone ad essere quella grande fiera dell'innovazione agricola, ma anche artigianale e commerciale, che era una volta, in chiave moderna. È un'idea che è partita da un esperimento di comunità, in particolare dalla piccola comunità di San Marco, il comune di Merito di Tomba, che ha una proprietà collettiva di 5 ettari ed è partita con una piccola filiera del frumento. Da lì il progetto si è allargato, si sono messe assieme una decina di aziende agricole che hanno messo 25 ettari di terra a disposizione e costituito una cooperativa di comunità. Questo ha permesso oggi di dare farina di frumento di ottima qualità a una dozzina di panifici, a 25 piccole botteghe che lo distribuiscono non solo nel Medio Friuli ma anche fuori. E adesso siamo arrivati a un punto molto interessante di svolta perché finalmente nel Medio Friuli si è riaperto un mulino che macinerà a pietra naturale, a bassi giri, garantendo le migliori qualità di questa farina. E quindi il progetto Des Friul di Miece sta crescendo e coinvolgerà, speriamo, sempre di più cittadini e comunità del nostro territorio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.